Scontro al vertice in questa ottava giornata di seconda categoria del girone C. Si sfidano infatti allo stadio Savagnini la capolista Torriglia a 19 punti e l'Isolese, seconda a 2 punti di distanza. Entrambe le compagini sono ancora imbattute e con i bianco-azzurri sempre a punteggio pieno nelle sfide casalinghe vedremo se una squadra sfumerà il primato dell'altra. La partita incomincia con un minuto di silenzio in onore delle vittime degli attacchi terroristici a Parigi. Dopo un primo quarto d'ora di relativo equilibrio in cui le due squadre non vedono la porta, la partita si sblocca grazie ad un inserimento di Pestarino su una palla filtrante alta. Il rimpallo favorevole premia la caparbietà del giocatore del Torriglia che crede fino in fondo nell'azione non distogliendo gli occhi dal pallone. La partita si scalda ma il tasso tecnico diminuisce con più cartellini che azioni da gol. Al 36esimo Repetto su calcio di punizione sprigiona un tiro potente ma non preciso che sorvola la traversa. 5 minuti dopo è sempre l'Isolese a cercare il pareggio grazie a un ottimo gesto tecnico di Stumpo che, giratosi bene, non riesce a imprimere forza al pallone che viene bloccato dall'estremo difensore biancoazzurro. Sul finire di primo tempo Pestarino corre sulla fascia e, scartando il difensore isolese, si trova solo davanti alla porta, ma il portiere Chiesa gli nega la gioia della doppietta con un ottimo gesto tecnico. Il secondo tempo si apre con un'azione individuale di Savaia che, lasciato solo, si rende protagonista di un lancio potente indirizzato sul primo palo che trova però l'opposizione dell'attento Bernini. All'11esimo su cross dall'angolo Verducci riesce a insaccare in rete ma la segnatura viene annullata dall'arbitro Barbieri per un fallo in attacco dello stesso attaccante torrigliese che viene in seguito ammonito. La partita si assopisce nuovamente ed il match vive solo di sporadiche azioni individuali. A 10 minuti dalla fine la voglia di pareggiare dell'Isolese si fa sentire su un cross preciso di Tiddia sulla testa di Savaia che ruota bene il corpo ma non riesce comunque a battere Bernini. Nei minuti di recupero la squadra ospite cerca il gol ed è costretta a scoprirsi di più e a regalare più spazio alla manovra del Torriglia che infatti su una distrazione difensiva raddoppia le proprie segnature chiudendo di fatto il match e sfatando le velleità di rivalsa della squadra di Isola del Cantone. Vittoria che vale 6 punti per il Torriglia che batte l'Isolese portandosi a 22 punti in classifica e confermandosi testa di serie del girone.